E ciao a tutti ragazzi e benvenuti all'interno di questo nuovo gameplay di Euro Truck Simulator 2. Come potete ben vedere ci troviamo nuovamente nella schermata di partenza. La Van Helgen Transport è pronta con 7000 euro appunto in tasca e pochissima esperienza, proprio perché ci ritroviamo nuovamente al livello 1. Ve l'avevo detto che probabilmente durante, anzi ve l'avevo detto che appunto durante il trasferimento dei salvataggi ci poteva essere qualche problema. Comunque non è un problema perché in Euro Truck Simulator 2 non c'è il cloud, quindi i salvataggi precedenti non sono rimasti. Va bene, non è un problema, noi continueremo i nostri fuck you time sempre con il lavoro autonomo, il lavoro dipendente, finché non ci potremo comprare un nuovo camion. Al massimo possiamo andare in banca e fare un bel prestito appena arriviamo al livello 12 per investire e ingrandire la nostra azienda, cercare di avviare immediatamente tutto più velocemente. Comunque, quest'oggi vedremo di affrontare un nuovo lavoro dipendente, provando quindi svariate tipologie di camion. Allora, vediamo un pochettino dove ci ritroviamo. Sicuramente dobbiamo scegliere il punto di arrivo perché ho installato la nuova patch 1.1 mi sembra. Allora, vediamo un pochettino. Prezzo per distanza, magari il prezzo per distanza superiore, legname, carbone, 23 tonnellate. Io dico che un po' di legname lo possiamo trasportare ragazzi, 230 km. Se serve facciamo anche più viaggi perché quest'oggi abbiamo tante domande, vi ringrazio. Cercheremo di rispondere a tutto. Benissimo, Milano-Verona. Per 3.000 euro siamo al di sopra di un fantastico DAF, sono le 19:27, abbiamo un tempo di consegna vediamo un pochettino, un tempo di consegna dove si ritrova, eccolo qua, un tipo di carico legname, tempo rimanente 8 ore e 41 per tutto il trasporto da Verona, cioè da Milano a Verona ragazzi, quindi vediamo di partire immediatamente, vediamo di metterci nuovamente da questa parte, accendiamo il motore. Bellissimo, vediamo un pochettino di procedere. Funziona tutto? Abbiamo il carico di dietro, vediamo un pochettino se è vero. Perfetto. Allora, vediamo di procedere ragazzi. Andiamo da questa parte. Allora, nel momento in cui imboccheremo la prima strada libera inizieremo con il fuck you time. È anche divertente cambiare ogni tanto abitacolo del camion, perché vedere sempre la solita solfa sicuramente può essere anche noioso. Così vediamo un pochettino di testare le nuove tipologie di camion. Avete visto con questa nuova patch come è cambiato il menu, le interfacce, sicuramente anche qualcosa all'interno del gioco, le probabilità di pioggia da modificare, tutto il resto che vedremo più avanti. Allora, vediamo un pochettino di partire immediatamente con la prima domanda. Inseriamo il cruise control per adesso e vediamo un po'. Allora, Raffaele Lucariello ci domanda: Edward, hai mai pensato di fare video con la webcam? Allora, per quanto ci sono anche svariate domande del genere ragazzi per quanto riguarda la sezione webcam. Intanto io guardo da questa parte se non mi schianto. C'è nessuno, amico mio, fammi passare. Tutte quelle macchine che trasporti. Ah, che bello, hanno messo il limite di velocità. Avete visto ragazzi sulla destra, 70 km/h. Per quanto riguarda il video con la webcam, beh, io quando ho iniziato a fare i video non me lo sono mai posto questo problema. Uno, perché non avevo una webcam degna di nota e sicuramente ottima per la registrazione. Due, sicuramente perché non vedevo neanche la necessità di farlo. Quindi mi concentravo più che altro sullo spendere energie per quanto riguarda un video normale, quindi senza aggiungere troppa roba come per esempio una webcam, perché per esempio anche adesso al giorno d'oggi non saprei come fare. Comunque molti di voi mi hanno domandato per quale motivo appunto non l'hai mai fatto, perché appunto non è stata una mia abitudine fin dall'inizio, mi sono abituato con questa forma mentis di fare video in questa maniera. E potrei anche rispondervi con un'altra domanda: perché Spider-Man non si è mai tolto la maschera? Potrebbe anche essere una fantastica risposta, però l'argomento principale è questo, perché ormai sono abituato in questa maniera. Non saprei come, cioè probabilmente lo troverei un modo, però dico, non trovo la necessità di utilizzare la webcam per riprendermi mentre ovviamente faccio il gameplay. Ecco, questa è appunto la risposta più indicata. Vediamo un po'. Ah, attenzione! Intanto qua si balla un pochettino nel retrotreno. Vediamo qualche altra bella domanda adesso che siamo entrati in autostrada. Vediamo di mantenere 60 km/h per adesso. Allora, Giuseppe Palermo domanda: cosa dicono i tuoi del fatto che fai video su YouTube, magari vedendovi parlare da solo davanti a un microfono? Bene, sicuramente i vicini che mi guardano parlare solo davanti a un microfono potrebbero dire questo è pazzo o qualcosa del genere. No, comunque anche loro sanno ovviamente cosa faccio e sono come dire consapevoli e quindi felici, quindi
tutto va per il meglio. Per quanto riguarda invece Detta, Samuele, perché non fai vlog dove ti mostri? Ovviamente già ti ho risposto, amico mio, perché appunto non è stata mai una mia abitudine, non voglio prendermela certo adesso, visto che mi sto concentrando appunto adesso, ragazzi, sul fare anche altre cose, come per esempio creare una bella sigla. Sto cercando di utilizzare programmi diversi e per adesso non ho intenzione di posizionare anche una webcam mentre mi riprendo, così anche per un fatto di abitudine voglio mantenere questo assetto di registrazione tranquillo. Per quanto riguarda, attenzione, manteniamoci sui 100. E Fuck You Time, Michele Casella, farai dei video su Assassin's Creed Unity? Bene, credo di no, perché intanto ancora non ho visto niente di quel gioco, però non mi va di intraprendere una nuova serie su un Assassin's Creed. Per adesso ho lasciato anche in sospeso quella su Xbox 360, perché per adesso ho svariati giochi da portare a termine. Magari un giorno forse la riprenderò, dipende, ragazzi, tutto anche da voi e dai vostri commenti. Comunque non credo che farò gameplay su Assassin's Creed Unity. Mimmo Orlando, Eddie, perché hai voluto fare lo youtuber? Bene, è stata una cosa davvero inconsapevole da parte mia. In pratica mi ritrovavo ai tempi con un vecchio portatile, un HP antico che addirittura aveva il riconoscimento tattile per quanto riguarda ovviamente la mano destra, e mi sono ritrovato quindi a giocare a diversi giochi, anche davvero molto stupidi. Poi più avanti, cercando guide su YouTube per quanto riguarda un gioco molto famoso all'epoca, Shogun 2 Total War, ho visto le persone che ovviamente facevano dei video, e io in pratica guardando questi video non riuscivo a capire molto bene su che cosa si basava il gioco in modo particolare, e quindi ho pensato, ma perché non posso fare una guida io, magari anche un gameplay io, all'interno del quale faccio vedere sicuramente cosa so fare e farlo vedere in maniera dettagliata. Quindi in modo particolare io non è che ho voluto fare lo youtuber, non sapevo neanche cosa fosse un paio di anni fa, nel 2012-2010, non mi ricordo. Comunque pian piano io giocando a Shogun avevo bisogno di aiuto perché non sapevo giostrare bene la situazione, volevo consigli su tattiche, cavalleria, lancieri e così via, e ho cercato dei video. Siccome i video che ho visto erano davvero fatti male, non si capiva quasi un accidente, ho detto, ma perché io, ora che ho imparato a giocare, non posso far vedere alla gente tutto in maniera dettagliata e precisa? Quindi in maniera particolare i miei video all'inizio erano molto dettagliati. Una parlantina che forse mi accompagna anche adesso, che non si è mai fermata, proprio perché voleva dettagliare un po' tutto, come appunto i romanzi naturalisti di Zola e così via. Comunque ho portato a termine questo lavoro degli strategici, dei gestionali, intraprendendo anche altre strade, ma questo è venuto anche dopo. L'inizio appunto è avvenuto così, poi tutto quello che è venuto dopo sicuramente è stato come dire, anche questo qualcosa di inconsapevole, è avvenuto tutto per caso, ecco la parola giusta. Giuseppe De Nigris, come mai in Formula 1 hai scelto la nazionalità aspettate che non vedo, olandese e non quella italiana, in quanto tu sei italiano, almeno credo? Sì, sono italiano, non sono olandese, però siccome il mio nome intanto, Edward, si ispira principalmente a due personaggi. Il primo è sicuramente Edward Morra, di un film con Bradley Cooper del 2012-2011 chiamato Limitless. Si ispira principalmente a questo personaggio perché in quel periodo mi guardavo questo personaggio. Siccome io quando mi registro ai browser game, giochi del genere, metto i nomi dei personaggi dei film che mi piacciono in quel momento, e in quel periodo mi piaceva Bradley Cooper con Limitless e ho messo Edward. L'altro poi ce l'ho fatto stare perché ovviamente mi sono ricordato dell'altro personaggio per cui vado matto, che è Edward Van Helgen di Monkey Island 3. Sicuramente, ragazzi, l'avete giocato se vi piacciono le avventure grafiche retro, ovviamente giochi antichi. Però poi più avanti ho scoperto che questo personaggio era un olandese e quindi ho portato avanti questo nome, questa nazionalità su Formula 1 per puro divertimento, senza nulla di nulla di più importante, puro divertimento, pura coincidenza a livello di giochi. Formula 1 non lo fai più? Di Zlatov Sergio. Formula 1 lo farò sicuramente. Ho già fatto le prove libere. Mi sto esercitando, come vi ho detto, ragazzi, in questi giorni è estate, quindi sicuramente ogni tanto, qualche fine settimana, devo andare da qualche parte. Quindi è normale, ovviamente. Anche voi sicuramente lo fate d'estate, solitamente, come vacanza, dopo un anno ovviamente di studi. Però i video arriveranno tranquillamente anche adesso. A proposito, ho visto anche delle altre domande sul lavoro.
l'occupazione. Adesso intraprenderemo questo argomento e ci colleghiamo. Formula 1 lo faccio, ti dico che già negli Stati Uniti ho girato ben 12 giri, ho effettuato 12 giri, ecco, è meglio dire così. Ho trovato un assetto interessante, ho fatto un giro addirittura di 1,42,700, quindi pensa, sono arrivato primo nelle prove libere, però non sono ancora soddisfatto e voglio migliorare ancora di più, quindi vediamo un po'. Rallentiamo perché sennò qua ci ammazzano i vigili urbani, quindi vediamo di metterci, intanto superiamo a questo nonnetto sulla destra e ci mettiamo sulla corsia normale a 80 km orari, anzi forse pure meno ragazzi, perché se no andiamo a distruggere tutto. Bene, allora vediamo un'altra bella domanda. Alessio Nuer Gaiani: con quale punteggio hai finito le superiori? Ah, vero, me lo sono dimenticato, che facoltà universitaria hai scelta alla fine? Allora, sono uscito con 95 ragazzi, quindi un bel punteggio. Per quanto riguarda la facoltà, vi ricordate che vi avevo detto che appunto stavo tentando i test per accedere alla facoltà di ingegneria? Quei test purtroppo non sono riuscito a passarli, e siccome mi interessava anche un'altra facoltà, che è quella appunto di giurisprudenza, di legge, qua appunto nella provincia di Messina, ho deciso di iscrivermi lì, e adesso a fine agosto ci saranno le iscrizioni, a ottobre inizieranno le elezioni, e ho deciso di iscrivermi lì perché appunto se mi fossi iscritto lo stesso in legge, avrei dovuto conseguire quindi una specie, avrei dovuto frequentare una sorta di corso per riuscire ad avanzare in questa sorta di esame da fare poi più avanti, quindi sarei partito un pochettino più a rilento, diciamo. Comunque mi piaceva anche la seconda strada di legge, volevo provare un pochettino ingegneria perché era qualcosa che mi affascinava, i computer, altro, però sicuramente anche l'ambito del diritto è qualcosa che mi affascina in modo particolare, quindi mi iscriverò in questa facoltà e da settembre in poi partiremo. Vi terrò sempre aggiornati ragazzi su tutto quello che accadrà. Non vi preoccupate. Vediamo un po'. Fabian Candela: allora, come mai non dici parolacce in nessun video? PS, secondo me è aspettate, cambio marcia, se no il motore diesel qui si fonde. Cambiamo marcia ancora, sui 70 va bene, ok. Perché ci sono altri youtuber che fanno carriera solo grazie alle parolacce, alle bestemmie. Mi ricordo però in un video di Far Cry 3, quando è spuntato un drago di Komodo, hai detto merda e poi ti sei scusato. Allora, per quanto riguarda le parolacce, io penso che YouTube sia una piattaforma che dia a ognuno la possibilità di esprimersi secondo le proprie idee, le proprie opinioni, anche di far vedere ciò di cui è capace. Infatti, come per esempio, io sono bravo abbastanza negli strategici, nei gestionali, e non vedo proprio perché devo far comparire parolacce, roba del genere in dei video che sono per puro intrattenimento, ma anche forse per imparare qualcosa. Ci sono dei video per esempio di Rom che davvero video anche storici, ci fanno pensare un po', e anche nei giochi sparatutto dove ogni tanto verrebbe da dire qualche parolaccia. Non ne trovo il motivo, perché uno alla fine gioca per divertirsi, non per arrabbiarsi. Se vuole andare ad arrabbiarsi va in qualche altro posto, si fa mordere da un cane che ha la rabbia, non saprei. Comunque non dico mai parolacce perché appunto è una cosa fondamentale. Quando qualcuno vuole fare qualcosa a livello appunto, vuole far vedere le sue capacità, vuole far vedere appunto di cosa è capace, vuole mettersi a far vedere appunto cose interessanti come per esempio dei videogiochi o appunto altri argomenti, non vedo il motivo per cui dire delle parolacce, magari come appunto nel caso del drago di Komodo, perché attenzione, meno male che abbiamo i nostri freni in ceramica e in carbonio. Nel caso del drago di Komodo, vabbè, è stato un attimo di paura, ogni tanto ci sta per sdrammatizzare anche la tensione, però ovviamente video incentrati solo su parolacce sono sicuramente qualcosa di sbagliato al 100%, quindi proprio per questo no, non ne dico mai, appunto è una mia filosofia. Per quanto riguarda Francesco, non leggo bene perché ho fatto male la foto, spero di dire giusto il nome. Cammarota, sì. Perché non fai più Rust? Allora ragazzi, Rust è un gioco che mi piace tanto, però non voglio farlo perché è un gioco instabile, è un gioco che non mi dà sicurezza. Io quando mi siedo davanti al computer voglio giocare e voglio essere sicuro e tranquillo che i salvataggi siano a posto e che posso fare tutto quello che voglio in maniera
tranquilla e poi avere i progressi completamente salvati. Io ho iniziato Rust, ragazzi, pian piano poi mi sono avvicendato nel tempo e ho visto che in pratica i proprietari dei server li resettavano per aggiornamenti, per pulizia, non saprei, per bug, roba del genere, tutto quello che fanno i proprietari dei server, e io perdevo tutto. In pratica facevo una serie, dovevo ricominciare da capo e perdevo ore e ore a ricostruire. Quindi finché Rust non diventerà un gioco completamente definito, senza più problemi di riavvii dei server, di perdita di dati, allora continuerò e farò una bella serie. Ma fino a quel momento non voglio perdere appunto tempo inutile a costruire, gettare legna, ricostruire solo per qualche secondo, perché poi il server si resetta di nuovo. Poi sicuramente forse ci ho giocato poco, ma comunque voglio stare sicuro. Roberto D'Agostino: Edward, ma farai gameplay su Formula 1 2014? Sarei curiosissimo di vedere come vai con il nuovo regolamento e sui nuovi circuiti. Comprerò Formula 1 2014. Infatti, ragazzi, questo ve lo dico appunto a tutti, così potete regolarvi. I prossimi giochi che acquisterò sono esclusivamente 2 per quest'anno. Non credo di acquistare altri titoli, perché forse 3. Sono ancora indeciso su Far Cry nuovo, ragazzi, perché devo ancora vedere qualcosa bene, Però comprerò The Sims 4 sicuramente. In seguito comprerò anche Formula 1 2014 e ci farò la serie su entrambi. Addirittura, ragazzi, volevo anche fare la serie con le auto antiche, però mi sa che il tempo non basterà, perché troppe serie sto portando avanti. Ho davvero tanti progetti in mente, però il tempo sicuramente è quello che è. Io cerco di fare il massimo, ragazzi, però ogni tanto non va tutto come speravo, come si spera sicuramente. Torniamo indietro. R. Il motore si è spento. Avanti. Bene. Aspettate, ragazzi. Niente, non sono proprio cosa di parcheggiare neanche nella realtà e neanche nel gioco, Né nella realtà e neanche nel gioco. Vabbè, ragazzi, lasciamolo qua, poi se lo parcheggiano i proprietari. Allora, Milano-Verona affrontato bene. Ok, continuiamo. Visto che siamo ancora in ballo, abbiamo fatto pochissime domande, continueremo con un'altra bella domanda. Allora, però, sicuramente prima intraprendiamo un viaggio. Allora, offerte di lavoro, lavoro dipendente. Scegliamo legname ancora. No. Noi invece trasportiamo adesso vediamo un po'. Vediamo un po' dei truccioli di legno. Perfetto. Da Stuttgart a Francoforte, va bene. Eccoci qui, accanto al nostro grande Volvo FH16, accendiamo tutto, funziona bene, siamo già attaccati. Allora, ragazzi, procediamo fuori dalla nostra zona. Vediamo se trovo l'uscita, perché qua è sempre una fatica. Allora, vediamo come si può uscire. Intanto io giro il camion così. Piano, ma perché mi posteggiate il camion così, maledizione? Cioè, mi volete fare sudare 30... Ecco, lo sapevo io, mi volete fare sudare 30 camicie. Attenzione. Ecco, non me lo potete già mettere fuori. Cioè, io devo fare la fatica, una delle 20 fatiche, delle 10 fatiche di Ercole per uscire fuori da questi stupidi hangar. Ok. Maledetti. Ole. Da quant'è che non guidavo un Valiant, ragazzi? Vediamo di accendere le nostre luci. Eccole qua. Bene, perché sono appunto, vediamo un po', questi sono gli abbaglianti. Ecco, così va bene. Un po' più indietro. Sono le 23:19 e dobbiamo sbrigarci perché abbiamo solo 3 ore. Ok. Ok. Manteniamoci sui 40. Allora, Antonio Ferrari, fuck you time. Ciao Edward. Da quando ho cambiato case e scheda video e scheda madre e Eurotrack Simulator 2 e la maggior parte dei giochi che prima avevo laggano, sono passato dal case HAFX con la MSI Z77 a G45 Thunderbolt al silenzio 352
con la ASRock H7. Ho visto le tipologie di scheda, la prima è da gaming, invece la ASRock Performance. È dovuto a questo? Come CPU ho un i5 3500 e GPU 7770 HD DDR5, grazie. Guarda, hai cambiato i componenti del tuo computer, hai cambiato anche case, però non credo che il lag sia dovuto alla scheda madre, appunto alla... come dire, hai scritto qui, la prima era da gaming, l'altra performance, no? La prima è da gaming, invece la ASRock è performance. No, non credo che i giochi laggino per questo. Cioè, forse c'è qualche problema, non saprei. Forse nella scheda video c'è qualcosa che non va nella scheda video. Dovresti fare qualche test, qualche benchmark per vedere se tutto funziona anche lì. Strano che laggino i giochi, cosa posso pensare? Vediamo un po', l'hard disk sicuramente non può essere, la CPU... ma non saprei, forse in casi proprio eccezionali. Però io ti consiglio di fare qualche benchmark o magari qualche test di integrità dei componenti, trovi qualcosa online per vedere se funziona tutto. Fai i test pian piano di ogni elemento, anche delle RAM, solidità delle RAM, per vedere se funziona. Dai un'occhiata anche alle RAM, perché potrebbe essere anche quello il problema. Io ho avuto solo esperienze di schermate nere, riavvii soli da solo del computer, quindi non saprei aiutarti in altro modo. Fai i test quindi di integrità di ogni componente e vedrai. Vediamo un pochettino qualche domanda. Vediamo un po'. Mattia Tralongo: Eddie, perché non continui Assassin's Creed 4? Ma perché per adesso mi sono fermato un po' con la console. Ho visto che Assassin's Creed 4 era seguito, ma non abbastanza all'epoca, proprio perché c'erano giochi che a voi piacevano molto di più e quindi li ho portati avanti rispetto ad Assassin's Creed. Quindi non so adesso a chi va a vedere Assassin's Creed 4, ma magari può essere che qualcuno di voi va. Cioè ragazzi, io sono andato un pochettino più avanti perché mi andava, però posso anche continuare nuovamente la serie. Però il problema è che ho troppe serie che sto portando avanti, Tropico, Rom, adesso inizierà The Sims, Formula 1 nuovo. Ecco, ci sono tante serie, quindi vorrei lasciare spazio ai giochi che piacciono di più alla maggior parte delle persone, per fare un po' contenta magari la maggior parte. Non posso far contenti tutti, ma magari la maggior parte sì. Allora, se prenderai Formula 1 2014 di Faina Dinka, scusa, lo farai sempre con la Williams? Credo di sì. Sì, se non ci sono altre macchine disponibili dall'inizio, sempre con la Williams. Farai Age of Empire di Davide Canteri? No, non credo. Age of Empire mi piaceva quando ero piccolo, intorno al periodo del 2002, 2003, 2004, così, ma poi mi è andato, come dire, non mi è piaciuto più, cioè ho trovato giochi molto più interessanti. Comprerai qualche Xbox One o PlayStation 4? Aspetta. Di Cinelli. Damiano Cinelli, scusa. No, non credo che comprerò la PlayStation 4 nell'Xbox, perché vado bene col computer e non mi sta dando nessun problema alcun gioco. Se per caso dovessi avere qualche problema con qualche gioco a livello di lag, ma lag è raro con la GTX 580 che ho ancora overclockata di fabbrica, ancora terrà un 3-4 anni sicuramente. Comunque poi nel caso comprerò una nuova scheda video e con 270-280 euro risolve il problema senza spendere troppi soldi. Perché maledizione mi metto a parlare, tanto qua i vigili mi mangiano vivo. Intanto vediamo di metterci sugli 80. Io parlo, ragazzi, parlo con l'acceleratore schiacciato, intanto noi procediamo. Comunque, proprio per questo, sempre Damiano, fai Red Dead Redemption. Allora, Red Dead Redemption l'ho comprato per Xbox 360 e l'ho pure finito. Se vuoi sapere una cosa, Red Dead Redemption mi è piaciuto tutto tranne un po' alla fine. Magari non dico niente perché c'è qualcuno ancora che se lo vuole giocare, però se tu l'hai giocato sai che alla fine io ci sono rimasto male. Poi se ci sei rimasto male anche tu non lo so. Comunque l'ho comprato e l'ho ridato indietro al GameStop, proprio perché volevo comprarmi altri giochi. Penso mi sono comprato il nuovo Gran Turismo, mi sembra, per la PlayStation 3. Comunque non lo farò perché ormai l'ho finito e non ce l'ho neanche più. Non fai più GTA 5? Beh, ormai GTA 5 l'ho lasciato da parte, proprio perché ho altri titoli e non credo di farlo. Di Francesco Durante. Poi Matteo Maltinti: ciao Eddie, sta piovendo, ragazzi, adesso come si attivava il tergicristallo? Eccolo.
Io e i miei amici vogliamo fare gameplay su YouTube. Ci puoi dare qualche consiglio? Sì, l'ho scritto anche a un ragazzo su Facebook. La prima cosa è divertirti, la seconda essere te stesso o essere voi stessi, e l'altra seguire la tua passione, la tua indole magari creativa. Fai tutto quello che riesci a fare, sempre nel limite del ragionevole. Abbiamo investito, ok, e mettici tanta passione e tanta voglia di fare, soprattutto devi divertirti mentre giochi, perché mi raccomando, ricordati sempre che stai giocando, e quindi molta tranquillità e molta, come dire, molto spedito, mi raccomando. Poi pian piano, se ci metti passione, calma, divertimento e sicuramente tanta creatività e originalità, i risultati arriveranno da soli. Io per esempio ho iniziato con dei giochi molto, molto semplici, molto comuni, come Shogun, però la cosa che forse piaceva alla gente era la dettagliata descrizione di qualsiasi cosa. Quando vedevano un video si sentivano, come dire, a casa, sapevano qualsiasi cosa di quel gioco, e cerco di fare appunto così in tutti i giochi che gioco. Poi magari c'è stata un'innovazione con Formula 1. Formula 1 era un gioco un pochettino in quel periodo messo da parte, e magari con i nuovi tocchi, magari con quella intro originale, ho attirato qualche ragazzone che magari questo gioco non lo conoscevo, forse non gli era andato giù per bene. Comunque mi raccomando, segui questi consigli. Fuck you. Simone Moccia: visto che hai detto che ti piace il basket e la serie di NBA, farai NBA 15 o comunque qualche gioco di NBA? Io lo farei con tutto il cuore, il problema è sempre lo stesso. Sicuramente il tempo che mi rimane a disposizione, voglio finire almeno qualche serie che ho a disposizione prima di entrare in un nuovo ambito di un gioco. Sicuramente io voglio farlo, è un gioco di NBA, un gioco di sport fa bene oltre alla Formula 1, e sicuramente so che piacerà, però sicuramente devo trovare il tempo. Allora vediamo adesso io nei prossimi mesi come faccio evolvere il tutto, perché adesso inizierò anche l'ambito universitario. Non so quanto tempo mi prenderà l'università, però tranquilli ragazzi che i video arriveranno sempre anche in periodo universitario, quindi in periodo di studio, anche se dovessi farne uno alle 3 del mattino, però tranquilli, lo faccio perché sicuramente ormai è un'abitudine e una passione, quindi non posso lasciarla perdere così. Sicuramente non starò 24 ore a studiare, un'ora me la tengo per fare un video. Quindi vediamo più avanti come va. Magari lo farò quando riuscirò a gestire meglio queste serie che ho iniziato. Vediamo. Giuseppe Campagna Buffon. Io il Gran Premio di attenzione, il Gran Premio di Abu Dhabi. E poi non mi ha scritto più niente. Lo fai? No, avevo letto io, scusate, però devo guardare con un occhio il telefono e con un altro occhio come dire, la schermata. Comunque lo fai il Gran Premio di Abu Dhabi? E comunque questa è una domanda antica. Diciamo, io lascio qui le domande di Eurotrack anche per 10 giorni per accumularne un bel po', in modo tale che poi quando faccio i viaggi non mi trovo a corto di munizioni, posso sparare alla grande. Simone Maccia: che tipo di connessione hai? Intendo Alice, Fast. Aspetta che investo, se no Alice, Fastweb, eccetera. Quanti mega? Maledizione. Piano, aspetta un attimo che qua, se no vado a finire dall'altra parte del mondo. Ok. Piano. Quanti mega hai, mi sembra, di upload, download? Ti piace o vorresti cambiarla? Allora, la connessione che ho mi va molto bene, perché nella zona in cui sono io, che sono molto lontano dalla centrale, mi arrivano circa 7 mega. Sì, mi arrivano circa 6 mega e 80 su 7. Quindi sono davvero molto contento, perché io vivo in un paesino che quindi un pochettino al di là della, come dire, della centrale, però sono soddisfatto dei 7 mega che mi fornisce appunto l'operatore. Vediamo un pochettino qualche altra bella domanda. Non credo di volerla cambiare, magari più avanti, se metteranno qui la 100 mega è un po' difficile, la 30 mega, la fibra ottica, farò un cambio. Se no mi tengo questa perché è tranquilla, ci sta com'è, attenzione, molto normale come connessione per essere qui al sud. Vedo che tu hai una passione per i giochi di strategia e di gestione. Anche io ne ho. Come l'hai sviluppata? E hai dei giochi da consigliarmi che ti sono particolarmente piaciuti? Sei un grande. Di Cristian Corazza. Sì, ho una passione, come hai detto,
come mi è venuta questa passione? Da piccolo giocavo sempre a giochi di strategia o giochi gestionali. Per esempio, giocavo da piccolo anche a giochi, per esempio, fisici, come per esempio c'erano il Monopoly, Hotel, Risico, roba del genere, molto strategica. E volevo riprodurre questa passione al PC. Il mio primo gioco strategico è stato Risico per PC. Poi pian piano ho iniziato su Age of Empire. Ho provato StarCraft ma non mi è piaciuto, perché le cose troppo futuristiche non mi piacciono. Adoro molto il Medioevo. Stronghold, questi primi giochi. Ti consiglio di giocare Stronghold 2. Questi giochi un pochettino antichi, però che sicuramente hanno il loro vantaggio, la loro essenza di gioco strategico. Altri giochi potrei consigliarti, per esempio, vediamo un po'. Adesso non mi viene in mente come si chiama, però era un gioco delle epoche che si avanzava. Magari poi te lo scrivo. Ce n'era un altro, Settlers, l'eredità dei re, un altro gioco bello che ho giocato e ho anche ancora qui in copertina fisico. Altri giochi che me ne vengono in mente, no. Però davvero la passione mi è cresciuta così. Oh, no, non voglio fare questo. Quest'altro, perfetto. E quindi mi è così cresciuta pian piano con l'età e ho cercato di trasferirla al PC. Comunque altri giochi gestionali non saprei. Facciamo l'ultima domanda e chiudiamo, perché abbiamo fatto 2 bei viaggi, siamo a 13.000 euro. Simone Moccia, vediamo un po', già ha fatto domande Simone Moccia, vediamo qualcun altro. Giovanni Pisana, quanto tempo impiega il tuo computer per pubblicare un video su YouTube? Il mio per 13 minuti impiega circa 3 ore e mezza. Allora, il mio ha un upload di 0,73-74 e impiega a caricare un video di 22 minuti, 21, ci mette 2 ore e mezza, così. Tutto dipende anche dalla renderizzazione e dal formato e dalle dimensioni che riesci a ottenere tramite il compromesso qualità-durata, tramite il tuo, come dire, programma di editing. Tutto dipende da questo. La connessione fa il suo gioco, però questi sono i miei parametri. Poi magari cercherò più avanti di migliorare ancora. Ragazzi, siamo arrivati al termine della nostra avventura. Abbiamo fatto 2 viaggi da 200 km circa, quindi un 220 l'uno, quindi siamo arrivati a circa 450, così. E abbiamo affrontato delle belle domande. In questi giorni arriverà un altro Fuck You Time, perché devo completare le domande che mi avete lasciato, quindi non posso lasciarle in aria. Tutti quelli che hanno domandato non si sentono esclusi, perché non sono stati nominati, poiché arriverà un altro video. Domani spero di fare un video sul tropico, perché per adesso l'ho lasciato in disparte. Nella mattina, nel pomeriggio, se ho la voce, vorrei fare la campagna di Rom. Infatti ragazzi, domani nei prossimi video vedrò di non parlare molto, per recuperare e farne parecchi, per riuscire ad andare avanti con le serie molto rapidamente, perché voglio subito iniziarne altre. Quindi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!